Amici periscopici, siamo nel Tempio dello Spritz. Ah no, quindi vabbè, conferma, lei conferma? Il Treviso è terra di Spritz. Sì? Ah, ecco, quindi siamo in provincia di Treviso. Tra l'altro sembra che questo territorio, che è quello del Prosecco, dico bene? Sì, siamo vicini alla Treviso e al Prosecco Valdobbiadene di ACG. Ci sono buone possibilità, o forse lei lo sa già, patrimonio dell'UNESCO, che è una buona cosa. Anzi, magari qualcuno poteva dare già per scontato, se lo fosse già, invece è un po' come il Chianti, no? Che magari uno dice sì, merita l'UNESCO, però ancora finché non arriva, ok, quindi va bene. Comunque ecco, in questo momento è arrivato, parlavamo di Spritz, ed ecco voi sullo splendid di Spritz. No, perché Tempio dello Spritz, lo possiamo spiegare? Sì, Qui al Gambrinus. Noi siamo a San Polo di Piave. È il tempio secondo noi dello Spritz a modo nostro, nel senso che noi lo proponiamo in questa versione Gambrinus Spritz, fatta con il nostro Elisir Gambrinus, quindi un buon naturale Spritz a base di Elisir, di Prosecco appunto, e di Schweppes tonica e fettina di limone. Ecco qua. Quindi nel Gambrinus abbiamo un po' l'essenza del vostro Gambrinus. Sì, diciamo che è il nostro biglietto da visita quando arriva un turista come lei da fuori, e quindi un modo di presentarci tutto nostro. Quindi basta allungarlo un po' il Gambrinus e chiaramente lo Spritz è già fatto. Sì, diciamo così. Altrimenti trovate declinazioni dalla pasticceria al punch caldo, al mojito in estate, molto piacevole. Quindi com'è la storia del Gambrinus? L'Elisir Gambrinus, appunto, facciamo la distinzione tra Gambrinus e Elisir Gambrinus. Elisir Gambrinus appunto è il nostro liquore inventato dal nostro Trisavolo, mentre la Gambrinus è il locale storico trevigiano che ha dato un po' tutto. Noi adesso qui siamo all'interno dell'osteria, un ambiente, come sentite, un po' più informale, più movimentato, dove assaggiare la cucina magari classica regionale, un po' reinterpretata, alcune parentesi vegetariane, vegane, e sempre un leggero richiamo alla cucina che comunque facciamo in ristorante, la cucina che io definisco con più testa, appunto questo percorso di cucina etica e responsabile. Quindi non solo Spritz, non solo Gambrinus, ma anche l'attenzione a guidare con prudenza e a pensare anche cosa si mangia. Ecco, bene. Quindi ecco, fra i piatti, ad esempio, qui siamo in osteria, avete il Big Gourmand, cioè una sorta di stella Michelin, rapporto qualità-prezzo, quindi siete riusciti a conquistarla, diciamo, forse è più difficile conquistare la stella, nel senso che immagino che bisogna contenere i prezzi, stare nei 34-35 euro per un menù completo, anche molto meno. Quindi ci state dentro perfettamente. Quindi questa cucina che effettivamente non avrei mai pensato in un posto che è anche famoso come piatto del buon ricordo per dei gamberi, mi sembra di Fiume. Il vostro piatto del buon ricordo è sempre quello. È un best seller all'interno del nostro ristorante, e anni fa vinse addirittura il primato al premio, nel senso che non l'abbiamo mai cambiato volutamente, e è un piatto che proponevano già i nostri nonni, insomma. Ecco qua, lo Spritz piace sempre. Ecco qua, questo è il vero Spritz. Sì, cioè questo è il Spritz interpretato da noi. La ricetta originale prevede appunto gli altri ingredienti che ormai conosciamo. Il nostro è una versione un po' più naturale, è proprio il nostro prodotto naturale. Che poi, se non vado errato, si basa sul vino rosso del territorio del Prosecco, che è il Raboso. C'ha qualche L'Elisir Gambrinus è a base di vino Raboso Piave, quindi invecchiato 6 anni in botte di rovere e miscelato con altri 22 ingredienti segreti. Ecco, quelli sono top. Sul Raboso, ecco, anche perché sembra che la ricetta originale sia austriaca e utilizzassero il Raboso in Austria. Questo non l'ho mai sentito. Ecco, sembra c'è la leggenda. Vabbè, comunque
un buono spritz e una buona cucina, dicevamo, vegetariana, vegana. Quali sono i piatti che vanno per la maggiore, visto che non è più un esperimento, insomma, una cosa... Sì, parlando di cucina vegetariana vegana? Sì. Sì, abbiamo diverse cose, andiamo dalla più classica radice fasioi fatte con il fagiolo verdon di Roncade, che noi la presentiamo in una maniera particolare con tutti gli elementi separati, e il cliente poi se li miscela, se li compone, ma per arrivare poi a percorsi un po' più intriganti come la robiola di Anacardi, quindi dei formaggi nostri creati da noi, piuttosto che formaggi vegetali creati da noi, piuttosto che le praline. Ecco, questi non sono formaggi per modo di dire, in realtà non... Sì, sono dei fermentati a base totalmente... Quindi sono anche vegani. Sì, sono vegani. Quindi dei piatti come le praline di ceci con le verdure del nostro orto. Adesso siamo in gennaio, il nostro orto è scarico, però insomma tra un po' di mesi riprenderà vita, e quindi ecco la soddisfazione di lavorare con dei prodotti provenienti da un orto omeodinamico, quindi senza assolutamente nessuna aggiunta né minerale né chimica, ovviamente. E questo ha portato poi anche a organizzare, visto che la cosa mi sembra sia molto recepita dai giovani, no? Che sono anche più attenti appunto del vegetarianesimo e veganesimo, quindi a un evento o a vari eventi sul tema della qualità, del bio. Sì, durante l'anno abbiamo diversi eventi, il prossimo sarà qui tra pochi giorni, che si chiama Millenio di Meno. Sono 9 anni che facciamo questa serata dove scolleghiamo completamente dall'energia elettrica del ristorante e pratichiamo Ecco, quindi c'è un'attenzione anche alla sostenibilità, all'impatto ambientale. Bioedilizia. L'edilizia no, però. No, bioedilizia, insomma, in un certo senso. No, siccome abbiamo un architetto, no, grande gaffa, no, mi stanno facendo dei segni. Ok. Questo, quindi staccate la spina. Sì, però facciamo una cucina gourmet a impatto zero. Ecco. Quindi. Tendenzialmente a impatto zero, insomma cerchiamo di divertirci senza l'utilizzo del gas, ma recuperando tantissime altre tecniche come l'essiccazione, la fumicatura, la seragione, la macellazione, i latti fermentati. Qui cos'è un appuntamento fine gennaio, inizio febbraio? Cioè com'è? Sarà il 24 febbraio, in contemporanea nazionale. E poi imperdibile è la festa scalza che si svolge a metà luglio, una festa all'interno del nostro parco dove gli ospiti e gli amici hanno la possibilità di consegnare le scarpe all'ingresso e di ballare, mangiare, divertirsi rilassati su comodi divani all'interno del nostro parco al fresco del parco. Anche perché io arrivando qui ho visto delle insegne proprio della toponomastica che indicano Parco Gambrinus, è una vera istituzione. Sì, siamo stati tra i primi locali qui in zona ad avere i cartelli turistici proprio per l'ovvia destinazione naturale di questo posto. C'è un parco di 25.000 metri quadri completamente con le sorgenti di risorgiva. Non avete mai pensato di fare a questo punto un nuovo piatto del buon ricordo che consideri un po', cioè c'è un'idea? L'abbiamo pensato proprio e sarà una novità che andremo a proporre a breve. Mi ha rubato non possiamo anticipare nulla? No, ho anticipato la sorpresa. Ecco, quindi quanti piatti del buon ricordo? Il papà Adriano, che c'è sempre attivo, che rappresenta chiaramente la storia appunto del Gambrinus, poi come dire adesso ci voleva chiaramente l'erede. Bene, quindi Top Secret il nuovo piatto del buon ricordo, ma sempre fedeli comunque al piatto del buon ricordo, che è questo unico piatto fatto finora, o ce ne sono stati? No, tanto solo questo, che resiste da molto. Sì, da 35 anni, 40. Sì, come dicevo prima abbiamo preso questo primato al piatto, insomma, dall'associazione. Ecco, quello che resiste più a lungo. È stato alternato per certi anni con l'anatra all'uva rabosa, insomma, che era un piatto classico. Ecco, pure quello. Bene. Quindi qualche piatto fra i dessert, ad esempio, cosa possiamo segnalare? Nel percorso del ristorante mi va di citare una composizione che si chiama Viaggio nel mondo dolce, che è appunto un'improvvisazione
per tutti i commensali del tavolo, da condividere, da passare, ed è un percorso che parte dall'assaggio delle foglie di stevia piuttosto che tutte le declinazioni dell'aspetto dolce. Qui in osteria abbiamo cose più tradizionali, però immancabile è il salutare i nostri clienti con dei dessert a base appunto di elisir, come li abbiamo accolti all'arrivo da un aperitivo. Ci va di lasciarli o con un assaggio di mantecato alla panna che facciamo noi, con dei fichi marinati all'elisir e alle spezie, oppure al sempolos, che è una specie di digestivo, un milkshake di fine pasto molto fresco e anche colorato, insomma tutto rosa, così è un nostro caldo. E la pizza? La pizza non è ancora al momento, stiamo pensando, però faremo delle serate con della pizza d'autore, però anche questo è un progetto che abbiamo per i prossimi mesi. Ci state lavorando? Sì. Quindi pizza, diciamo, inserita come piatto, come se fosse appunto un normale piatto, piuttosto che essere pizzeria. No, certo, pensiamo in un giorno tematico dove andiamo a proporre, vorremmo proporre una pizza a lievitazione naturale con grani antichi. Quindi anche qui, come per il piatto del buon ricordo, ancora sì, dai, lasciamo un po' di suspense. Quindi questo comunque è il contesto del Gambrinus Bistrò, sì, dell'osteria. Ecco, dell'osteria, che è un locale storico, mi sembra di vedere. Sì, facciamo parte dei locali storici d'Italia. E questa è proprio la parte più antica del mentre invece il cosiddetto ristorante gastronomico, sì, è una costruzione che negli anni si è poi, ma questa qua è la casa proprio del 1847, dove ha avuto origine tutto, sia la storia del liquore sia... E poi si è allargato. Sì, in origine era la licenza diceva che era una rivendita di generi alimentari e mattoni, perché il bisnonno produceva dei mattoni, era anche impresario edile. Sì. No, visto che Georges Blanc, la nonna penso, la Mère Blanc, ha iniziato facendo delle gazzose o qualcosa del genere, o delle cedrate o qualcosa del genere, qui addirittura i mattoni, ecco, quindi proprio qualcosa di impensabile. Chiaramente, come dire, non c'è più traccia, a parte l'edificio, chiaramente. No, tracce di questi mattoni ci sono su queste piastrelle. Sì, ecco, a parte chiaramente quelli che prodotte dal nonno, ecco. Quindi avere la possibilità di camminare su un suo manufatto. Bene, il Gambrinus che quindi prosegue anche per le generazioni a venire, va avanti tranquillamente, lei è giovanissimo, mi sembra. Quanti anni? Diciamo che era sui 40. Per i figli? Sì. Ecco, figli che già... No, ecco, ancora fare loro la loro strada. Poi si vedrà, quindi lasciamo il nostro chef, che intanto lo presentiamo. Sì, che è Cristian Zanotto. Ecco, Cristian Zanotto, che chiaramente è il cognome del posto. Ecco. Bene, e quindi lo lasciamo ai suoi impegni in cucina. Vedete poi tra l'altro una cucina molto grande, cioè sì, ecco, si lavora. La cucina ereditata dal papà, e quindi anche con altri flussi di lavoro adesso la stiamo un attimo riducendo e stiamo ripensando anche a quella che sarà la cucina proprio fisica del Gambrinus.